Ma così la pigliate. Mettete capello per voi. Non avete chiucciato per rispondere. Non hai da perdere. Ah sì, bravo. Vediamo se sono più buono io a fare per non escere. A voi e a vostro figlio. Lasciate lontano a mio figlio, perché non c'entra. Non c'entra. E con c'entra allora, la sorella Monica. Ma guardate che c'è casto, Cristiano, che pretendete di mio figlio, si può sapere. Si può sapere, decide. Abbiamo 18 anni che vuol dire a voi a io. Pretendete che velassi chi non c'è la sua soprannozzo? E con quale diritto? Prima di tutto non parliamo del diritto, perché se no non vi togliamo, che lo sai. Io non pretendo che lo dicete voi. Un pensiero di mezzo parrino. Lasciandoci tutte cose a vostro figlio e niente a noi che eravamo i nipoti. Quale fu non lo saccio? O forse, un saccio e non lo voglio dire. Che decido, lo sentiamo? No, il tamburo non voglio dire niente. Ma carta mi canta un cannolo, cara signora. E voi badate ai fatti vostri. E chissà no, a briscola mi può finire. A mia che mi va a finire. Arianetta, non c'è paurellone. Meglio così. Dunque, io sono un uomo di pace. E vi dico che sto solo. Mezzo parino, a sto figliozzo, ce l'associo e me la uso. E ne da noi che eravamo i nipoti. Credo che non feci però potesse fare vostro figlio. Ma con 4-5 mila lire che noi dona, resta comodo libro e ne altri aggiustiamo la carrozza nostra. E cambiamo un pace tutte. Diversamente, Che facete? chi che faccio non ve la dirà a voi. Casomai dopo ve ne adonate. Caro mio, è inutile che mi amenazzate. Non ci chiove cassutta. Compra il salone. Io credo che la dire lo disse. Vostro figlio a me casa sapete. L'aspetto d'incia una voce che ne ciona. Ma se d'incia che ne ciona non ci è venuto, io mi sento libero di agire come meglio posso. E per vostro bene va aperto di una cosa. Decidete di non fare nessun telefono con me. Perché è vero che signora Annozzo. Ma i malandrino con Maito mi fanno ridere. L'aspetto d'incia rispettoso e buono come del dovere che si comportasse. Ma se no, scippa corpa. Di voi, ancora va a nascere chi non cominciava a dare corpo a mio figlio. Se stavo fare sotto vino non ne bosca. Abbiamo saputo sentire, signora. Facciamo le mani, Donnella. Come si? Sape, abbiamo fatto due chiacchiere con Pasciana Rascio. Salutiamo, donna Ignazio. A chiaro da sopra, Ionello, quanto punto tu asciugamano. Abbiamo saputo sentire, signora. Vai un tiso. Dici a vostro figlio. E non facete tanta superba. Da certe volte non giù, parola d'onore. Capite come mangiascia, ma sognate. Niente, sa, a certo punto il sospiso su parlerete dato mezzo parrino. Ah, cose che non mi interessano allora. Saccio, e io apposta non vi ho detto mai niente. Buongiorno, Donnello. Parlate. Niente, che non va a dire, ci disse a vostra madrascia. Speriamo che se ne persuade. Marino non va dato niente. Niente, e se mi credete vanno, non hai un necadere e muore, va. Arrivederci, Donnello. Donna Ignazio, arrivederci. Donna Idino, gli devi venire qua. No, non me ne vai. Ciao, aspetta. Non puoi essere qua, non mi posso degnare da potere. La gente tra se ne esce, vedete? Siamo tu pensa una strada. No, Donnello, non mi muovo. Se mi buttate fuori, e voi siete padroni. Io mi vai a stare toccata a rete, avanza porta, come una poveretta. E aspetto fino che passa. Non bene perché amore. Non ci fa niente. Aspetto fino a stanotte, fino a domani mattino, fino a che moro. Donnello, lo sapete sentire che non hai ad altro mondo? Che si perdoino, sogna a mezza nasciata, mimmi che ti sono urata. Ho scialarato, me levavo la salute, l'onore, la pace, e ora mi lascia a mezza nasciata, povera e pazza. Mentre io si face divertendo teaci,
caffè, cucchista e cucchina. E che cariate. Parlate voi, per carità, se avete un tanto petto. Mi pare giusto. Mi pare umano quello che faceva vostro frate. Ma Edina, che lo posso dire? Se lo posso aiutare, è come cade, scurite di me. Ma più non posso fare. Oh no, voi siete caritatevoli, siete buoni. Ma con me che non vi assomigliavo vostro frate. Cori di tigri e bucca di menzogne. Quanto giuramenti, quanto promesse per arrivare al suo scopo. E dopo che ci è arrivato. Maledetto, due parrino che ce l'ha soldi e denari. Dei quattro sordi e malamici. Umbriacano. Ora faccio spacchellasse. Spenne e fanno come un principe. E a mia me lascia così. Porta di fammi e di fritto. Mi vennivi di quattro pezzi vecchi che me la sto menando a Santa Luca. E non hai più niente che vedere. Sogno senza camisa, donnelle. Come mi vado? A corro che non hai a nulla. Parlateci voi, per carità. Decideci che piuttosto che fare da così è meglio che mi chiamate un coltello a mezzo collo che faccia meno peccato. Sentite, donna Edina, una vita fiducia a me. A voi, quanto ne potesse avere a me pace. Voi siete leali, donnelli. Bene, tornatevi in casa. Tornatevi in casa che più tardi, come ne vedremo, ci parliamo, come te due. Ma voi qua non c'è da venire più, magari per decoro vostro. Mi parlate di decoro, donnelli? Come è stato? Sempre, sempre. Va, coraggio, poi devi venire. Vi serve cosa, Edina? No, perché ancora niente, grazie. Mi fido di voi. Ricordatevi che rispetto a finestra con l'arma alta e di tutto quello che facete per me, o signore Valenza. Amore chi m'hai fatto fare? M'hai fatto fare rara anni pazzia. Assai tanto, per a dire che mangio sto buono. Mi vedete compare a mangiare troppo l'affogato? Che erano meglio la carne vedete. Oh che galanteria! E poi, Poi una bella fumata in ta pipa, poi ci scoppo le piccerite e sogno cane. tu ci andate come un principe. Tu vedi? A vincere, A vigilia o a festa, io sto passo convento, compare. Beh, guardami una curiosità. Ma che soldi che ne facevi? Ah, impiegatela, botti, CCT, erano bello frutti. Escono i giapponesi, una lappa, aranciamare. Bravo, ora un tonasto, tale quale. Sì, compare, che ve lo caito là? Lasciatelo stare, compare. Poi c'è figlio, la moglie che mangia per due, la suocera che mangia per quattro. Come far vedere? Buone la masseria, Ma ricchezza, da solo pane ce ne vuole una pista io. Ma con tutto questo, vedete, domani è la festa di Sant'Agata, ma faccio buona e mangio la forchetta. Pisa, Ma moglie si impegnava la neve, ma soggere per niente, ne cattiamo due adini, gli faccio chili e scatta la malizia. compare, vino come noi. Perché? Magari Dio. Il Susano di Mascalucia. Un signore Varrenna, compare, Compare, lo faccio sentire la canzone nuova do calzarato. Per suonare a cantare, non per andare, Ci sarò pronti, truina, randazzo. Che cosa bella, compare. Ma se dite che sentite cantare, non vedete niente. No, ha voce buona lei, compare, Che c'entra? Tu poi ci pare un cane raffreddato. È la canzone che è bella, che scende nel suo cuore. Sentenola, e poi
forza uno pensare di sventurare che sono in galera, compare. Tutti e perdere la libertà, eh? Manco le cani. Mi contento, poveretto, ma libero come l'aria. Manco le cane davvero, compare. Addio, pastarettata, chiudo la stavettata. Ancora metta! Come principale per quarto d'ora che chiudivo. A menziono preciso lo amo male. Fatto piacere. Foto principale non so. Perché non chiudo ossia? Quando ma come? Buono. Visto fino a quando la Lega non ci stabilisce l'orario. Quale lega? E chi ti annuncia di giovani barbini? A proposito, aspetta che non viene mai. Deve dire che non ci viene. Insomma, ci vuoi essere o non ci vuoi essere? Dico fatta la verità, sta lega è socialista. E io del socialismo non è che ne saccio tanto. E mai persuaso che è troppo complicato. Ma faccio socio e se poi non mi conviene. Come non ti conviene? Ma che stai a dire? Un socialismo è troppo complicato. Questo è un difetto che c'è in Sicilia, che per talone siete come loro, perché per un operaio non sapere di socialismo viene a dire essere vuole. Già, perché tu ne sai. Come un sogno socio non lo sai. Così non ne sai. Ma così la cravatta rossa non l'ha vista. E per questo che dico che non ne sa. Così ne sa, invece di fare tanti chiacchiere. Che ci vedo a me con Baranino, che è orbo, e ci apre l'occhio. Che ci vuole? Ma non confondete. Il socialismo porta tanti vantaggi. Prima di tutto il vantaggio della fratellanza tra i socialisti. Che poco non ha. Mi pare giusto per temo che in tuo mondo ci ho chiesto un ricco che non travaglia e un poveretto che getta sangue da tavolo per. Sei persuaso, compare. Ti capisci l'occhio? No, per giusta legge non è regolare, compare. Perché io per caso che travaglio e sembra a te che non parenti e se occorre tu sfacennato manci e io come rompi spalle te taglio tu fumi e io sputo. Ma ci dice sopra, compare. Perché un ragionamento è logico. Ma come lo perdi è dopo. No, scusate, compare, giusto. Bravo, mi piace perché sei un uomo di concetto che sa ragionare. Insomma, ci ho chiesto per cortesia e con spazia, quando la natura ne fece tutto uguale. Ma giusta legge, fosse chitta, che tu mettiamo, ya, tu feudi, e uno, è vero? È uno, mangia, Sette parole. No, per davvero l'avete a dire, compare, mi sta convincendo. Se accostiamo faccio socio io. mettiamo, ya, tu palazzo, e uno, è vero? Tu, è uno. Dopo copertura, dico giusto, Naturale, preciso. tu la davanti, e uno, è vero? Basta, che c'entra? Uno tu e uno io. Si capisce che siamo vigiliti, va, fa tutto che sono socio. Sì, allora, tu mettiamo a duetti e io, è vero? Dopo sbagliaste, vedi? Dopo sbagliato. E perché? Perché i tuoi anni là non davvero. Io e tu e te là. Una tu e una io, questo sbagliava per questa sant'anima. Meno male che lo fascista conoscere, meno male. Dove fai spiegare? Io guarda che ti fai spiegare, non c'è da solo tutta questa società e manco ci sai. No, Paco, ci sai. Non si può poi a dire. Questa lezione che ci dai.
Ma quando avete perdere non ci passa manco di lontano. Dico giusto, compadre? più giusta legge. Buongiorno e buone feste, si travaglia. Io fate la verità, voleva aiutare. Ma la voleva che dico, non si accomoda. Grazie. Tu resto sarà una cosa spiccia, perché la sai Sant'Aga dei minoriti e prima che io non c'è casa, hai chiesto adesso per pigliare il capo. Con canaro tu da pasticare, raga. Compare, lo servo io. No, compadre, non serve io che premura. Voglio essere più lesto, Veramente, sono più lesto domani e io. Ma ci piace la chiacchiera e si fa l'uomo. Ce l'ho, lo canusci tu. vuol essere cartone. Ho fatto questa scoperta, io ti vuoto di Sant'Aida. Vuoto per la fine, si dice un sacco senza le spalle. Pare un pagliaro o un bello tipo. È vero, ridicolo. Muto che ora ho smetto. Che gli dice la festa d'Avanno, cavalieri? Ah, un po' sia parlo, cavalieri. Ah? Scusate, parlato con mia. Dicendo cavaliere, con cui posso parlare, Cainza? Vedete, precisamente perché se non mi rispondeva? Perché? Perché non sogno cavaliere? Ah, ora non è cavaliere. Già, non ci sogno. Per davvero dice così? Per davvero, per davvero. Sull'onore so. Sono il mio onore sacro santo. Sogno prima di gettare il pazzo. Basta, già lei è come la testamento. Succede che stai cose di gioiosa marea. Poi si ti occorre fanno cavaliere un secondo, o sbirro all'assessoratezza urbana e ci lasciano di insegnare un galantuomo provato. Già, sicuro. Di una distinta persona di buona nascita, Conta vostra. di nobili azioni. Prego, prego. Ma mi conoscete? No, non l'onore. E allora come che mi faccio tanta elogi? Presenza, signore, basta la presenza. A legge se legge in ta faccia che è cioè fisionomia di persona distinta, va. Insomma, qui possiamo vuole dire sì o no? Sogno con una tardascia da scopettere. Non le tiri ciancio. Ah, Ciancio, la famiglia di Ciancio conosciuti come le buoi della pera. Cavolo da te. Non reaghi su vostro gioco, lo sapete? Sì. Ma non sia senti, sei premura, non parlare e manco so muovere. Perché se no non solo. Che passa Sant'Agata che non siamo ancora all'estero. Ma ci posso tagliare che ha scritto la da faccia? Allora siamo, va. La vostra ordine, non parlo più. Compare, c'è una suonata, lo puoi dire. Compare, ma qui c'è il tuo mandolino. Pure faceteci una cantata a passa voce, basta che non ci date chiacchiere, vai. Sì, cantate, ma mi fa piacere. Ossia disse non parlare più. E dillo tu che sei tenore. Non te cantante, ma no. A proposito della gran soddisfazione da sera, compare, voi non ci foste cantanti. No, perché? Ah, ha proprio un piacere del re. Ora dove prima scendere i fortenoti, stonati come una campana di Marpasso. Poi coloni burbatani, comandati da Tano Caiello. Oli gran cani, frischi e fili dalla popolazione, ma pareva fino ad un quando tutti se ne stavano sconsolati, attaccammo noi, per dirlo. Chiara marina sorge la luna, Tutti le stelle sono il firmamento. il cittadino non ha più a vento. Viva Sant'Aida dal mare a Moncibel. E l'Etna risponde, E l'Etna risponde. risponde. Perfetto, você che c'è adesso sta parte, eccomi.
Sia con Masa. Con Masaccio. Non me ne posso dire che sogno del vostro partito. Ah sì, socialista. Ma chi? Partito da canto. Allora, Santa Nicoletta, Santa Nicoletta, basso profondo, tutta scuola di Cerroso, gran maestro. la gran soddisfazione stasera, compare. Applausi che si sentono di Mister Bianco, Che vittoria, che trionfo. Una vuota. Come giù, la state mangiando? Si vuole aspettare, sì o no? Va, troviamo l'occasione, ma ne vale. A proposito, marito che fa? Ci viene giù sta putia. Sentite, compare, da marito parla. A fare solo. Ma c'è giorno che vengo qua per ci dare una risposta. Ma io non si trova mai. Se possiamo vedere, ci vuole dire come annulino che si vuole accattare. Costa 60 lire, senza caccia. Che dici? Come ossia? Compare, lo vostro tasso parla, che faccio? Viene più un tapotia, sì o no? A fare suoi sonno. No, perché su magari a fare nostri. E voi che c'entrate? Certo che c'entro, che mancano di tutte conseguenze e travagliare che sai io. Già, io che faccio? Vado da lì? Certo, voi siete tuo padrone. È giusto, dice lei. Possiede il padrone da mantenere la spazza sto frate. Ma io non sto con l'altro. Io bravo alla bocca. Se continua così per crescere la settimana. E chi sto volete congiungere? Ma la verità a dire se creato, lo sapete quanto voglio bene per rispetto? No. Ma Non lo dico, signore. Per crescere la settimana perché è giusto. Donnelli, è un galantuomo, e sa, sono due. E due, ce n'è più. Va, ma ne vai. Arrivederci, Donnelli. Addio, un bel tempo. addio, voglio bene. Ci sediare questo discorso è vero, compare. Magari a me mi sediasse se avessi un frate così. Ma voi che siete picciotti buono, perché non pensate di un sì, un frate raggio, c'è da fare. Ogni sera che facciamo la coppia, il ristorante. Che facete come a Fossa Masassa che ci passa tutti? Ai, tu leggi, c'è che sogno vedeto. Funzionare che c'è lo sto sopacciozzo ci pare che a tutto il mondo io so. Non sa che facete a tutti ci può durare a 2 anni. E poi che non ti riesci che sai, ieri che Madelino parla assai e sbagli la parola. A questo mezzo per scendere, lo portare. Compare, ti facete un favore. Cacciato questo discorso. Se sei cacciato, non per me facete favore. Ma io non posso bene parlo, va. Scusate tanto, lega poco. Assai stiamo stando. L'est sempre. Assai stiamo stando. L'est sempre. Già stata, mamma. Io non l'hai visto, spieggiato frate. Come vada, baronetto? Mamma sta barba. Ma una cosa presto, Sì, presto faccilla, se no vedo un geno. Forestiere, signore. Ma che stiamo da Catania? Catanese, e la sapessi Sant'Aida. Non può fare domenico. Fare d'importanza, iau da te. Commerciante. Già, con me già. Già, con me ci sto Bravo. Voi sapete che vi facesse sto spassoso tutti e due? Come giusto spesso. Ancora bene. Ma tu me le stai da barba. No, è più per santo per un'altra volta, che non è più una di predica oggi. fare un codolante, a curare che scoppo la buschi da frate, va! Lì non spiccio, ti sa nuca, ma non vai. Disse non tenere, che andiamo a fare certe cose. Bene, ti disse la usuion, come faccio morire? E io non c'ho dare tutti quando. I tutti sanno di auto, non voglio essere auto perché ti dà tutti. Quando ti non visto la donna, disse che manca tu. Soldi che te la sono passata. Sì signore.
basta per che va a te. Da clientela. E ti sono Mi dai pari! Si mette con bene, a cazzo da verità, io da lì, e ognuno per sé e Dio per tutti. Ma non è per questo che la fate. E dico, Attenzione a cosa succede. Vede che fu una favora che ha creato. Non posso fare dico, ma tu che ci vieni, che invece di fare per frate, mi sta parendo, suo frate mi sta parendo. Oh, frate. Già, vero. A non capo, mia sorella, da creatura, e a tutto questo tempo, senza il giorno che io non sto. Non ci sarà uno, gente, non ci sarà uno. Questa che mi facesse così, non può rasa, bagno fuori! Vieni, io non mi ascolta l'affare tuo, non ti mascare tutta chi tiene. Ma che sono questi discorsi? Perché tuo frate non sa poter mascare un tante cose quando poter portare conseguenze? Siete frate, non siete frate? Ma che ne sa, cioè, a sto mai sono a cagare uscito. A Moninna vedo la festa senza, A Morinne che meglio è. a Moninna sì. Vadine, che meglio, Vadine, ragione. Compare, voi chiudete ora, vero? Arrivederci a domani, va? Arrivederci, arrivederci. Secondo dirlo quello che decidi. Che tu a mia madre la conoscisti. Ma vedi che io la tua la conosco però. Ah, no, guarda, Moninna, va! Compare, arrivederci a domani, benedetto, va? Ha costionato con marito. O solito. Sempre caneggiasse. Manco parito frate voi avete. Sono come vago, dicete magari voi che manco faremo frate. Ti senti dire, parla? Niente. Lo potete la festa e quando che te va. Sentisi dire che tu a me mi conosci, che mi conosci, E parla. adesso vedete la santa, forza! Se ti stai non ti pare brutto. Non mi pare più tu queste tempo. Ma almeno tu sapessi che tu ha. Ti saluto, guarda. Arrivederci. Ma va date che sta avvenendo, va? È una vera spacciata sta carusa. Se non fosse per tutta sta burra, ci facessi una parte, che del cane facessi passare anche lontano. E tu non ci dare confidenza. Ma perché sono toccata la con te, lo senti? Sì, i divini vedete la festa, forza, va! Amore, mangia! Spettacolo del Dio! Non c'è niente di mie mani che mi stanno spruzzando di una maniera? Qui. Scusate, Nelly si trova. Non eviti sopperire. Non hai più casa. Come? A tesoro avete mandato. Dici che arrivare sono i nipoti di Biancavilla per vedere questa festa e c'ho dare a me cammarello. Io non l'ho pagato. Voi dite come siete? A tu la hai da dire se vi serviva qualche cosa. Quanto c'è da dare a stasera? 12 lire di una misata e 2 tarì di mangiare, dai. Oggi Non ve ne dite? oggi ti domandare. Che avete, Nelly? Ti stai angustiando? Me ne vai, va? No, aspettate, non venite. Ti vedo l'occhio rossi. Niente, non capito. Vedete qua. Ho pagato un tempo, grazie a Sara. E facete poi fare la spesa che mangiare, che siete dentro. No, grazie, Nelly. Come? Non permettete che vi do un piccolo aiuto? Non posso di voi. Non c'è ragione che ve ne avete a interessare voi che non avete più obbligo con me. Quando che giovinate tutto non ci penso. E voi che ne sapete? Se sono dito sui miei sti soldi. No, sui vostri. E invece sono dito, mi la so per dare vita. Vieni, Vieni, mamma. ci parlas tu. Ci parlai. E che mi dissi? Non ne vuole sapere più, eh? Dai, non hai idea. Proprio così, eh? Adesso l'ultima parola. Scusate a me, non ne vale la pena. Questa stazza pace, e voi siete tanta buona e se male. Ma quanto patisco con io?
Forse, chissà che mi pare una disgrazia. Questa è la vostra fortuna, che ne potremo sapere? Non hai via, coraggio. A decidiva le sorti, ah. E sti 4 soldi che ve la stavo sono, come è servito? No. Come dire, vedesse una menzogna è più peggio. Udisse per fare quello pigliare. Ma non so di questi soldi, so i miei. Perché non ve la vita più grande? Ma io come potesse fare un fratello vostro? Sono scherzo. Chi se non ha? Tante persone mancano. E chi ti posso dare senza portare così? Vi presto, ma va bene così? Quando la vita poi vi tornate. Tante grazie, lei. Addio, Così, non hai idea. Che volete fare? a casa. Non è vero che non ci ragazzi. Che ne sapete voi? Un legge, un taloccio. Che volete fare, donna Edina? Scacciate questo malo pensiero. Quale pensiero? Chisso. Quale? Chisso, vedete come chiamate? Tenete qua allora, non mi serve più. No, donna Edina. A 20 anni. E facete finta che facete un brutto sogno, e ve lo spiegate. E non se ne parlo più. Tieni. Grazie, va bene. Visto è grazie. Finta così. Non ho macchino tanto. E quando avete bisogno sono amico. A ricordate. Signore Varelli. Si è campato. Non c'è mio frate. Ora vuole nessuno, non lo diste. No, vederlo, voglio annunziare in Antanagus. Oh, che si faccia? Io lo fa conto che torna. E se torna, Oh, ma ci può di film non tapo dire. da mia casa porta cuore. Questo lo sto da mascherata e non capo. Io non faccio già se la cuore magari. Poi chiamala a vederlo, Vede che tuo frate si dia assai. Un saccio. Gli è innamorato come una sera. Di cui? Di Haiti. Ieri quando la sai io che ci paga a casa, ha semanata la macchina di fusi. Oh, lo bestia! E perché è bestia? Ma perché? Con tutto questo, io non vuole sentire mancare. Ci sta mangiando magari. Ah, così dici tu? A così. Perché che ha sentito dire cosa? Io niente, ma mi pare che non è così lo scorso. Che volesse dire? Che a idea si potesse mettere con nere, con un basalotto. Senti Nero, io che non voglio io, sa nulla di chissà chi. Che con un fisco, se ne corresse qua 4 metri come una figuretta. Già, è caduto a voi. C'è, ma manco mi pare vero. Non è che io manco ci pare vero. Ah, devo del gioco, Devo dire dopo tu Maru, che la gelosia ti sta mangiando l'occhio. Tant'è vero che ci mandasti a dire che se vede più caccia taglia la faccia. Sì, ma no per gelosia. Non l'hai manco per schifino. E allora perché? Perché ci vengo a farmi rispetto. E a me il rispetto me lo fare nulla. E il nero mi stai attento a che tu faccia. Sa nunca. Ancora con nera, che buona il calma se si insabbacisce. Non mi fare ridere, va. Come vuoto parliamo d'audio, sì. Sì, parliamo da un giocare meglio. Senti, ma chi è sta cosa farsa che va a fare con Nunziatina? Ah, senti. Dici che vuole studiare canto per fare la canzonettista. E io ci dissi che buttavo un maestro per ci fare provare a uscire. E c'è chi sta mia che non sa musica? E che ci fa da barrare? Finta che sei maestro. Ci fa fare 4 schicchi. E ci dici che non è cosa. Ma non capite quanto mi ha visto accostare. E io già ne sogno stufo. Ma come si può provare qua, senza pianoforte? Ma guarda che babbo, cagatata! Ma dite che manca a te a perugliare il cinna. Senti, decidere su nei tuoi. Sei capace, sì o no? Sono capace? Non dici che ti hanno ancora lisce come a te? Falla buona, padre, senza tante smastere, non mi farà ridere, Tu guarda. No, preparato sono io. 10 lire con nessuno. Perché prima voi? Ma non che guarda dopo. Un signore sa se non finisce a bastonata, a meno perché sta controllando. 10 lire. E dopo usurare. Senti,
Senti, per dirlo d'accordo Certo, pupare, non è che arrivo, sì. Pronto, sì. Avanti, avanti. Il maestro, eccolo. E tu le vedi la sta maschera, che sto la non lo vede più. Vi presento la mia amica signorina Nunziatina, il signor maestro di canto. Tanto piacere. tutto mio, s'accomodi. Questa difficoltà del pianoforte. Sapi maestro, io tu non ti giuro del tutto. Ah, niente ci fa. Anzi, addirittura se canta meglio. No, che tu dici che non faccio musica, no? Ah, non ne sapi. No. Meno male. Che devo dire, ma come si fa a voler cantare senza sapere musica? E come voler ballare senza avere gambe? Silvestri dici che hai buone disposizioni, ma sì. Con l'esposizione lei ce l'ha? Ce l'ha? No, dico disposizioni, attitudini. Ah, mi lasci osservare. Apra la bocca. Bella dentatura. Si vede a occhio nudo che lei è giovanissima, va. Ma che mi vecchio picchimenta? Signorina, ognuno con il suo mestiere. Lei ne sa di musica? No, dunque taccia. Questa è difficoltà del pianoforte. Qua c'è la chitarra. Ah, che bello, strumento dolce, buono per principianti. Ha cantato mai lei? Mai, maestro. Senti, cioè lei si trattesse. No, non hai cantato mai. Benissimo. Allora è peggine. Lei non si scandalizza, dico così. Intendo dire peggine da canto, va. Che non ha avuto altro maestro cantabile. Tanto meglio, perché vedi, essendo vergine, lei se ne va zitta con mio merito e si insegna presto. Mentre che invece se avesse avuto un altro maestro, merito quello, merito io, se basta te un linea. Meno male, va? Tutte cose favorevoli fino a stura. Ecco, signorina, supera sto tono, lei emana la sua voce, così. Ah, Ah, le mani, ah, con tutta la sua forza, le mani, ah. Madonna, basta, come, non ti sei? Schiacciai! Ciao, si sviluppa, vicino a ruina, peccato. Perché non hai inclinazione? Oh? No, auto continuazione, si è capisce come tu mi zitto lei, di essere fosse cosa, ma ci vuole buona volontà e uno studio di una dozzina d'anni. Una dozzina d'anni? Sì, perlomeno. Perché vedi, la voce umana deve essere categoria. C'è la voce chiamata Nicola ed è qua, avanti, nel sotto. Uno quando si cattiglia, ossia si solletica il cannarozzo, la voce ne esce bella, limpida, come l'acqua sciappazza, va. Un anno di studio, uno che ha la voce di cannarozzo e è cantante. C'è poi la voce cosiddetta di petto. Questa per nascere ci vuole, che sai, perché deve attraversare il premone, il zunzo di petto e quindi sopra. Questa per svilupparsi ci vogliono 3-4 anni, ma quando nasci è bella pastosa come una crema di cioccolata, va. Mia, che voce è? La sua?
niente di meno la sua è voce di spina dorsale, va? E precisamente di codita. Che esce la sua voce? Prima deve trapanare l'osso, poi passa per la spina, inde per l'intestino, il figoto, la meusa, il pulmone, la sfasciatura, il giunzo di petto, tutta la curata e finalmente il soffo. Sì, signorina, ma un forte, vedi, è l'osso, per trapanare l'osso, ci vuole l'aiuto del Dio, ma in compenso la voce di codita è come quella del canario orbo. E per adesso che ci vuole un po' di anni? Allora lei, signor maestro, mi sconsiglia di fare la canzonettista? E chi ti può consigliare diversamente con questa prospettiva? No, che sconsigliare del tutto no, che c'entra? Può dire. Può fare la canzonettista da ballo, E che me a dire canzonettista da ballo? cioè di quelle che non hanno voce per cantare e ce l'hanno per ballare. Chi sta a maschera, signorina? Chi sta a maschera? La maschera, se ne sta a maschera, compare. Roba via, non ti riguarda. A voi che ti pare, festival? A voi magari mi piace, vero? Guarda, non è pagato, io quando ci faccio un passo che io. Il capo padrone sono io. Chi è io? Boh, isso può essere detto. Perché ora proviamoci sopra, va? Scusate signore, casa Ciavaglia non si gioca. Marito, amonini. Sì, leva del caglio e sette da gioco. Perché ero apposta da ricevere. Ah, a posto facete. Donnello, se si sentisse. Precisamente apposta. Perché se tu vuoi buttare film, io magari Non puoi sentire parlare, dai Dina? lo saccio io. Ma tu sai che non sono io uomo per farmi fare le spie. Boh, guarda che fa. Perché ora va lì, va? No, non me ne vai. Mi vai solo allora. Oh, senti, da. Fate dirlo, signora, non ho l'occasione che a me non si buttasse, va. Ehi, Nele, traduzzo mio, come sei? Dottore, marciamo che ti fare. Forza, vai! Guarda, compare, un amico deve essere, lasciatelo stare. Di carnevale siamo. Dottore, che siete specialista? L'ho fatto operazione di pensapomici. Dice che ancora facessi un taglio di Siracusa. Che portate dopo? Posate. Questa è la teoria. Bravo, e la pratica è un... Eccola. Bravo, spero tu sei io, dottore. Dottore, quanto ne avete mandato all'altro mondo? Assai. E ora che ci vanno pure a te. Io che sono malato. Questo che sta morendo. Dottore, toccateci un posto. Sì, mi pare che avessi mangiaciume dall'osso pezzito, il di soggira e il catarro dall'asciugo. Per guarire questa malattia ci vuole il figoto di maiali e il vino di terre forte. Lo accompagnato, dottore. Ora c'è un mio ricetta precisa. Calamera di capra marzizza. E vi insomma vescovino. Spermaceto di buffa, seme buffa. Arrivina, isici, sbendica e fa primera. Ormai, per favore, che farai? Non rispetto per me. E ora, compare, tanti chiede, oggi giovedì grassi, va. Te, dottore, tocco come posso, te. Vieni qua, molaccione, che hai una debolezza? Gramigna erba di vento. Bravo, dottore. Ora quando tocco pusati io. E povero dottore, sta morendo. E chi Io! Sì. Niente di meno una baccarazione cronica, propagazione di appetito e fame acciassata. Ora ci vuole un rimedio. Ora con
sul tuo calapino. Un momento. Hai visto Bacquino non ci sa leggere? Io mi sa questa poi. Per guarire di questa malattia ci vuole una dozzina di clisteri di lif, olio di bratta e semafo, cappata di soja alla parte interessata e si entra in convalescenza, aria di lavanti e precisamente di Cappadocia. Il sole è più solstizio e scioglie la pampina del papicastro e la centurillaga. Assistente. Grazie, dottore, basta che mi date l'assegno familiare. E tu non parli, marito sacrestano? Io perché sono sacrestano? Perché sei figlio parrino. Disgraziato! Ma se ti tiro la maschera, Mario! E voglio vedere come va a scattare un muzzo a sangue. E ti dico una cosa, che davanti a tuo fratello e a tutti questi, se io la maschera ma posso lavare perché è di cartone, ma tu non te la vuoi lavare perché ti ha messo tua mamma mettendo tuo nonno. E più di mezzo carrino. E se ne volete prove. Che, tenete tutti. La casa è in 900, grandissimo vigliacco, che ci fa un spaccellassa. E ti fa tenere. Cammina fuori. Rubo come un sassango, se ti basta l'arma! Esci che ti taglia la facendo baciletti, così nemico mortale. Per miracolo non l'hanno ammazzato. E tu qua, senza muoverti, come un caino. Aspettate, non venite che per parlare. Tanto momento, come figli a mani di guardie. Tanto meglio, a buona mani. Ah, che corri hai? Che mi a dire, parla. Se non sapete, vostro figlio se vuole venire la somma da potere. Quanto c'è dare per cattare menta? Che ne saccio io? Che mi punta a me? No, voi me l'avete a dire. Che ve ne fate questo negozio? Siete contenta? Che saccio io? La semera non stai reggendo? Aspettate, non venite. E non facete tanta cascata di noi. Perché ce la so io 3.000 unze sopra Giorgio? Che saccio io? Che ti disse sono nipote? Che t'ha bruscato da faccia di malaculuro di masciugnazzo? Ah, ci sei assisto finalmente. Voi che pensate che mi avesse detto? A fare so i sogni. E ti davo un cazzo delle nusa che aveva, botta di sangue. Già, questa cosa a bocca velerosa l'hanno tutti. Perché il masciugnazzo mi disse, dico che sano e dino tutti. E che dicono tutti? Che vostro figlio non mi viene frate. E tu ci credi? Sì, ci credo prima di tutto, perché Ibra è vagabondo e io sono travagliatore. Perché Ibra è infame e io sono buono. Poi non ti puntava una malattia, no? Lasciato la stare da creatura che non c'entra. E ci credo poi, perché il sangue parla e io ci ho fatto sempre malo sangue. Oh, lo sai che ti dico? Tu puoi credere tutto quello che vuoi. E sentite perché non è venuto. E ci credo poi, perché pace e benedetto Parrini, se ci veniva solamente paciozza e non pace, non ce la stava tutte cose a vostro figlio, contandosi delle nipote, che muoiono di fame mentre pensa a nascere. Buono, va? Perché a Mora, lasciami stare. Quando ti passa la collera, poi ne parliamo. Quanto ci piglia una camisa pulita almeno? No, aspettate, non è io. Guarda, non ci di più, né voi e né vostro figlio, perché non va a partire, né a voi e manca io. Ah sì? Ora dai un caputo. Ma a te che ti pare? Che con una calunnia t'accatta la parte che ci appartiene a tuo frate e il resto fa giù di tutta la potia. Sbagliato sì. Già, questa cosa la faccio tutta la vita. Vedete qua, donna Flavia, madre del Don Marito, seconda moglie del Don Pedro Barbero.
A conoscete sta lì? Chi è? Non parla di più. Non benedetto padrino, pensò a tutte cose. Ma si scordò di fare scomparire questi lì. Prima del tesari pariti. Vedi, che ne dici? La roba fuori. Oh, alla fine che cosa vuoi di mia? Che diritto hai sulla di mia? Che sei, mio marito? Buono, non me lo scaldare. Come? Non me lo scaldi tu? Tu che decidi? Che voglio, vero? È chiaro che voi non mi venite niente, perché mi siete matassa e non me. E allora? È provato che vostro figlio non mi viene niente. E per 22 anni ha usurpato un posto in questa casa che non ci apparteneva. E con questo? Dunque né voi né vostro figlio mi vedete niente. Né voi né vostro figlio avete diritto su questa potere. Chi dei a porta? I divini chieda e decide cilla a Don Marino se credete. E se non credete, decideci chi che volete. Basta che capisca. Non ci mettete bene l'uno dei due. Perché non vi appartiene né a voi né a io. E ringraziare a Dio che non faccio luce, non dugno scannole e non dugno corpa come potesse fare. Il resto, a casa la lì. I soldi che vi lasciavo parrino magari. I 4 pezzi vecchi che avete qua, poi vi mando io ragazzi. Ma i divini perché se state una antiglia, caningia, non lo saccio come può finire. Forza! Vai a dire una cosa. Guarda, sta qua, cosa? Ce l'auto con me, però. Noi ti dicono subito, ma non è questo che vai a dire. E chi è? Guarda, Donna Idina, chi è? non si sente buona. Chi è uno? Capisci? Non parlarmate, eh? Ma parlare, chi è? Chi è ferita? Ferita? Chi è uno? E te tu? Chi è ferita a mano? Cosa tenete? Marito non potendo sfogare con Massognazio. Ci si lanciava contro la creatura che stava nel capo per tagliare già la faccia. Il vigliacco. E chi è? Non c'era. C'era Menzo Catania. Ma tutti pensavano a dividere a Massognazio di marito, mentre pensando che questo si poteva aiutare contro la bocca, non c'era. Forza, parlate. Ma io una fece una sfiglia e si riparava la faccia con il braccio. E chi si dice? La faccia niente, ma pigliavo buona la mano. Forte. Ah, buonazza è ferita, c'ha per la gara, a minartese. Per fortuna, cancello con Guarasciallo Martina. Non ti può vedere, no? L'avessi saputo prima. Ma Luca, la Idina era la figlia che ti dice. Già, non c'è te. Aveva questo da scazzare che poi tocca. E nunca lo riusciva, compare. Meno male, compare, grazie a Dio, che sto in galera a frussare. Manco le cane, compare, manco le cane. E pensa a farmacia, devo la trovare, pensa. Ah, eccolo che stanno provando con dietro, caso. La Idina. Oh, signore Verendà. Morta. Ci deve essere. Da casa mia, solamente a me, se finite pulite è vostro. Signore Verendà. Loco sicuro. Proteggiuta di voi. Grazie, donna Idina, grazie. Vedi, ci vogliamo a tua moglie, è giusto che ci fosse una figlia. Su,
portato tu una buona notizia, che ti passa? Una buona notizia? Sì, usciva a sera. Come? Marino, centenno, 3 mesi ne ha fatto, manco ce ne Graziano non gnolo. Ma buona notizia, non è chissà, non sai qual è. Io è pentuto di chi lo capisci e non ci pare l'ora di stare setopede per domandare di perdono. Ah, se l'avessi sentito, dice che in carcere non ha fatto altro che pensare a te. Che ti vuole bene 100 volte più di prima. Meno male. Oh Maria Santissima, che dolore. Una mano meschina, questo dolore di testa manco può parlare. Ti sta avvelenando un piacere. Chi soffre? Non ci può niente. Mi ha pigliato un ceccattino di finacitina senza calmare. Tu dico io, se vuoi stenaste tu queste medicine, non ti vuoi persuadere che sono costore. Lo sai che faccio ora, tu voglio un tuo piatto. Dolore di testa. Ci dico, c'è parole, mamma Lucchini e ti passa. Quali piatto? Quali parole mamma Lucchini? Di cose di femminetti. Di femminetti? N'hai visto esperienza, n'hai visto. Isso su vuoi sapere? Non è né di stomaco e né di malattie. Perciò i medici non ci buono. Isso non è troppo malavolenza di invidiosi, che invece gruppo. Non è troppo benevolenza che si concentrava un tamadonna. Ma ora ci penso io. A sapere a te. Bella macizia Sara, non facete ste traffiche, che cacchio sai mi viene a vedere? Zittiti, la basonazza. Corna cornicchia, lascia come cucciari, 3 punti di sigarra, una rasta di zammara e un filetto di mavara. Guarda chi c'è qua, oh, sta facendo come un mare in tempesta. E chi non poteva leggere? E chi è dolore di testa? Caianga di leone e una coda di ferrone, cantata con le spingole da cucca e la estima sempre dalla cucca. Aspetta, scusate, mi scordai. Acqua cauda comune spirito ardente, contro l'invidiosa e le malagente, vicina e lontana, a vista e ammucciata, hanno a morire tutte avvelenate. Sciù! Assaggia, ma la nuova tinta. Come ti senti, Aidina? Peggio. Infatti non l'hai fuggiuto. L'hai luccato, oggi. Signor, non vede malavolenza, vede benevolenza. Già, c'era bisogno di fare la prova, ma su è chiaro che io ho pensiero di marito concentrato di 3 mesi. O sai che faccio? Ora ci faccio un scongiuro a rovescia e stavo a mettere la luminata se non ti passa. Ora non facete più niente perché mi sentivo. Come dici? A cui? A marito. Non fai altro che passare cassutta. Tu pensieri hai? Male per mia davvero dici? Ma come fino all'altra ieri facevi come una pazza per io. E che compenso mi fanno una da manera? Oh, no, con poco di
così, che ti vuole bene. Ha scontato 3 mesi carcere il creatore. Soro picca. Ora è perduto. Ci ho putato. Hai detto, ma che è un dolore di testa che ti fa parlare a così? Sarà. Non mi dici più niente perché sennò mi inforzo. Anzi, mi vai a dire su letto 5 minuti perché non ne va più. E tu mi hai visto lui, che no? Donna Idina, È buscata. bennotti. Andiamo, dolore di testa. E che faccio io? Lo sape che marito è fuori. Sì, e non ne vuole sentire manco un nome. Perché lo faccio come un pazzo, qua sotto. E qui ci può picchiare copia con cui è un film. Con gli altri femmini, perché no? Con gli altri mascoli. Fotte la questo dolore di testa. Sì, non ci porta manco scongiuro tocchino copiato. Mi persuado. Non volete vedere che ci faccio passare io con tu sole parole? Donna Idina! Buonasera. Come siete? Tanto bello, non si vede. A quando quando mi volevo buttare una serenata Cui? e io per dirmi compare Nelly. Con me, Donnelli. Non c'è male, mi manda a salutare e vuole sapere se può fare qualcosa. Avevo 4 giorni che non si faceva vedere. Lo saccio, lo saccio. Perché? Poi lo dico, poi lo dico. Stavate a parlare di solo a solo, io me ne vai. Non volete. Come comandate. Non volete. Compare Nelly, non ci vuole venire più caro. Ma perché? Te lo posso dire, voi non ve ne persuadete. Perché? Decidemelo voi. Che a senso mio perché è innamorato. E di voi? Da Marcia Battista, che lo compare. Non faccio sempre. Questa cosa non ci vede più. Come? Perché è innamorato, ma abbandona. Certo, sono un abbandona, tanto è vero che mi mandavo per sapere se mi occorre cosa. No, decideci, tante grazie, ma non mi occorre più niente. Ma tutto questo non poteva dire caso a bocca. Che si scanta di compromettersi. Un uomo. Scusate, donna Irina, che vi dico, io mi pensiero, che magari mi posso sbagliare, è sempre secondo me pensieri, ma compare non ci vuole venire più qua perché non c'è basta l'anima a dire quello, si vergogna. Lo sapete come nelle, pare un peleri, se mangia l'aria che ha sulla presenza, un pugno facesse cascare qualunque cristiano, ma chi film, io un vero coniglio appagliatissimo. Non va detto mai niente. Mai. Tanto sempre a senso mio, passai che è innamorato di voi. Non vi capita donato. Ma che saggio? A me magari mi ha fatto questa impressione. Ma siccome non ha parlato mai, non ha detto mai niente. Già, può darsi che ne sbagliamo tutti e due. Ma così decidi. Ma voi che va detto? Che non ha parlato mai? Sì e no, lo può capire. Ora da un canto mi disse che non ci voleva venire più proprio un voi. E ne su canto organizziamo una serenata per sotto la vostra finestra. Che ci può pigliare copia a Chito. A me mi pare che fa come a Chito. Mamma, sci come tocca. Toccami scicco che la mamma vuole. Nino, Ah, mi facete un favore? se posso con tutto il cuore. Quando vedi Dannello? Ora stesso come uscito da casa, io per vedere che strumenti come sotto Ciccio Barbetti. Decidici che siccome me ne vai di Catania, prima di partere o volessi salutare e ci volessi dire dove non è da solo. Si
può venire domani ce ne sarò grata. L'aspetto vincia tutta giornata. Avete finito di parlare? Oh, siamo una settimana che finimmo. Donna Edith, sarete servita. Sasara, che si dice? Sempre baggiana voi. Tanto mi porto una serenata. Dateci la vostra solo, A voi che ne facete il genio. Fagioni, fa carazione e fa maviti e tu vi piace sciaracquare. Campate, 100 anni campate. E perché tu? Perché voi 106 fino a scuola. Alla nuova devo solo. Vecchia ci sono. Ma non te crepita come decidi. Scherzi d'amore sono. E se non fosse maritato. Donna Edina, vi servo subito, non debatate. Addio, guarderanno. Ritorno che friemo, senti? Ora carincia giove. E che saccio io. E dentro i miei picciotti a ragionare in un'altra maniera. Con mia parlate Sasara. Con tia, con me stessa, con tutte figlia. E sentemo, che dici tu con voi stessa? Mi passavo dolore di testa. Mi passavo. Vedi se ci volevano i valori mamma Lucchini. Se l'hai visto esperienza, figlia, se l'hai visto. Allora, ai tempi vostri che succedeva? Ti succedeva perché faceva una volontà di Dio. E qual era la volontà di Dio? Era che quando una picciotta si legava, ossia bastava un malo destino con un giovane da bene, o di chiedo, o meglio morta. Con giovani da bene. Sicuro. Ma ora c'era un sistema, c'è che picciotte dopo 2 giorni si comportano. A che pare che stanno morendo. A che se ne procurano un'auto e si saluta all'attivo. Come se si trattasse di pillole di magnese assorbente. Gesù che tempi! Sasara, ma dicimi la verità. Quanto ti ha dato marito per fare questi discorsi? Cansatene signore figlia che sei marigna. Perché come vediate? Ah, mia dice queste cose. Dopo che ti hai voluto bene come una figlia, e che hai arrivato un porco spino. Come? Non vi scrupuliate. Voi scordastro che quando vostro don marito mi abbandonato come una pezza vecchia e io non avevo più che venire per pagare la mia cammaretta, mi intastufora senza pietà, che scusa che veniva vostro nipote di Biancavilla. E che ti diceva la menzogna? Se non ci credi ci potremmo pure scrivere. Ma quando tornai i piccioli che mi detti i donnelli, vostro nipote non esisteva più. Sicuro, ci avevo un telegramma, c'era sopato aggravato e partivo subito. Dai, pure i testimoni, va. Buono, come sia. Io vi paio. Ma avanzate cosa? I vostri consigli vi potete risparmiare, perché se no io picchio e me ne vai a andare a banna. Oh, facete bene a sto mondo, perché ti porta notizia che il marito torna a te, che è tutto, buono intenzionato, più innamorato di prima, tu... Io non ne voglio sentire parlare più. Dove stato? Dove è stato? Sono libera di me stessa e delle mie volontà? Ah, figlia a fare due sono. Io me ne scuduro. Anzi, usate ti dico, se ci vai che hai me che fare, ma se ti hai a ragionare con una pazza con Mattia. Sì, ho portateci sta ambasciata. A così si risparmia di camminare qua sotto e di fare ridere gente. Ah, che diavolo voglio dire? E la ieri pareva che stava morendo.
Dov'è? Posso usarsi? Ci vai a portare? Già siete. Perché non potete già? Però non so con quale intenzione. Ne ha uscito due non avremo più niente di più. No, Aitina, non mi dire così. Io ti dico tante cose. Tante. E prima di tutto, vai a domandare per duro perché più è difficile. Ma farà vedere sto cazzo che ti fermo. Tu voglio casare fino a 10 anni. Tutta ora te ne scio sta tenerezza. Tutto sta pure sviscerato ora ti vedi. E quando c'è masciate strade, morta di fame e d'affanno. E vi pregava come Gesù Cristo di non mi abbandonare. Perché Tanno non vi commuovesto? Aitina, Tanno era pazzo. Ma ora manca, su gnucca. Tu dove? Se ti fate scordare tutto quello che patiste per me. Dimmi che mi perdoni, per carità. Oh, per perdonare avevi perdono. Se era per me, ma a questo carcere l'avessimo fatto. E allora perché mi respingi? Perché mi ponete voi? Non mi va bene più. No, io no, non posso dire menzogna. Aitina, non mi dire così. Usaccio. Non me le tasse, che tu devi negasse di mia. Facendomi soffrire tutte le spasime possibili e immaginate. Facendomi credere che non sei più chiudata una volta. Ma tu sei buona e generosa e non lo fai. No, sentite parole. Io non parlo per vendicare. E non vi voglio fare credere una cosa per l'altra. Anzi, perché sogno buono e leale. Io non voglio ingannare a nulla. Se ve ne ho a posseggio mi sarete. Io vi perdonavo e vi ittavo il braccio corto. Ma ora è troppo tardi. Tome cari, non ci siete più, ecco. E il cuccetto tu. Va, devi ce l'ho. Che tu hai sto meglio di mia. Lo sai tu, che in Catania uno come a mia non so manco galanternello. E chi mi male? Gioventù fosse, eleganza, denaro. Lo sai tu, che la femmina se volesse di tutte le merche e le pelatore, la vista dozzina. Tanto meglio. Ma allora perché c'è casa mia? Perché voglio bene a tia su. Perché mi c'è da carcerato, ma cugino che senza di te non posso campare. Perché sogno pazzo per te, hai di? Freschi! Pazzo quando mi abbandonaste! Pazzo ora che mi volete un'altra volta! È una bella comodità sta pazzia vostra! Appiccicato mi volete e serve a tutti l'usi! Ma se voi siete pazzo, io sogno ragionevole e voglio amare un uomo ragionevole! Ah sì? E questo uomo ragionevole! Nelle che ti porta a serenate! Voi vedete che è la gelosia che mi fa parlare? Finisci io tutto st'amore perché siete geloso di vostro frataccio. Ma se io mi trascinassi ancora appresso di voi come una Maddalena, voi mi pigliaste appedate come prima. Ma dicete la verità, se non avesse stato Pennelli che ne ha fatto chiudere un frate, che ne fosse a stora di mia? Di quattro palanchi che ti ha speso, ci restituisci con tanto di più. Ecco, i denari, dicete voi, se giusto tutte cose. Ma per certe cose non ci basta un po' di soldi sant'aria. Sentite Marò, lasciatemi stare in pace perché amore che non mi sento buona. Come pensiero voi lo sapete. Femmine, ritrovate quanto l'arena. Pensate ad altro, il Signore vi accompagna e a me non mi abbandona. Senta, Edi, accuzziamola, che se dici l'uomo. Lascialo ire sto tono capigliastro, e soli. Dimmi, per ti portare con me, perché sei roba mia. Perché ti voglio un'altra volta? E sono curioso di vedere qui è che so buoni. Io mi oppono! Ah, meschino! Ma voi che credete che sogno una di pigliare la sala a piacere vostro? Aidina, non facciamo più chiacchiere nude. Ma ci visti, ti vieni di qua! Aidina, cammina! Ma noi ti vedi che siamo gente! Accugiate, Annele! Sì, Anneli! Visto che hai dopo dottore. Ma tu ti passo, mi si ferma la tinta. E magari ci somigliasse un uomo. Non siete manco degno di nominarlo! Aidina, sangue della miseria. Neli! Neli! Chiamate presto, per carità! Vengo!
Mattia. No, che poi mi devi ammazzare femmine. O tu! Lascia l'arato! Nelli, non c'è siti, non c'è siti! Perché? M'ammazza! Oh, Con suo fratello! ammazza! Ecco, un po' scuro. Ogni. Non è che va, ammazza, non te faccio. Solo te manca di fare. Non parere, non ne siete, già siete. Io mi scartato, magari uno. Sento dire che si ammazza, lo scusa. Lo santo, ma non picchiare a scancio, io sono quasi famiglia. Ma non ammazzare, a buffonia, marito. Cazzo, ma tu l'uomo che non tu ci aiuti. Signore, senta. Aspetta. Non hai idea. Perché non vuoi settare? Permetti. Dai, se per dire, chi è magari tu che scattare. E poi figlio la pure, la cosa. Non c'è bisogno che ci sta portando a casare. Stasera, aspettatevo magari voi. Che ora se ci permettete le facciamo una ballata. Marito balla con me, vero? Non fare ne oggi, sì, tu cazzo. Madonna, madonna. Che sei tragico oggi. Che ti succede? Andiamo a sentirmi. Donna Edina, che voleva marito? Signore mio, per carità, se avete a questo marito di Vignodiano, che non voglio avere a che fare io che va di costura. Non ne voglio costione da mia casa. Ma che siete pazza, quella questione? Sono tuoi amici, sono. Sono tuo frate, vabbè che è quella. No, che non siamo frate. No, un saggio. E te ne compiace? Me ne compiace. Ma un professore, Grazie. che volevo ora? Dillo tu. Tu che voleva? E che voglio? Non te la dirà via. E manchi il presenziatore. Giusto? Mi ci credi per carità, parlate con buono. Edina, ma che va a fare succedere, figlia tu? Io? Perché me ne fuggita mia? A non capui, figlia, lasciala e pago. Ma cosa sei tu? Ma come ne voglio la banana, Santa Muzza? Signore mio, fa questione è vista. A Don Marino di incedarcene, se ne pentivo di che tu capisci. E vuole tornare, qua Edina e sa vuole portare. E io non ci voglio! Ma che devo dare sicuramente, figlia? Dietro ci credi. Seduta, commerciale. Oh, e lasciatela stare! Ognuno che ha la sua volontà. Donna Edina, parlate bello chiaro e tondo e dicete che tu capite un po' cosa. Insomma, signore mie, donna Edina vuole bene a Napoli e sta uscendo con parallelo, va! Stai sul piede. Come ho buttato sul sopra, c'è. Ma come? Lascia chi tu che ci appartiene. Peggio. Comodo di casa so. Per uno che non possiede. Scusate, donnelle, ma la verità non offende a nulla. Ma per uno sciano che non ti ha detto mai ti voglio bene. Levate il tuo mezzo voi. Donna Edina, vedi che chi tu dici mi compare niente? Parlate credo chiaro, perché qua non c'è niente di frontale. Chi si io posso pensare? Chistro. Io faccio. Tutto che sta parlando con guarda, Io vi ringrazio. Ma voi mi persuadete, vero? Se non viene con Iddo, sarete sua moglie. E Iddo lo potuto scusare, là. Io soffro, non l'hai. Perché tu ti sposi, vero? Ma marito, Un tempo che dici ora. tempo che ne ci ho. Ecco. E è bravo magari lui, donnelle. Oh, siete un vero galantone. sentite, io a voi non mi ho voluto mai soffrire.
sono destinate, che c'è potenza che si può sciogliere. Don Marino, ringraziatelo magari voi a Donnelle. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Fino a quando non sarete sua moglie, io sono sempre a vostra disposizione. Tante grazie. Piuttosto, ma io obbligo magari di interesse. E non c'è ragione. A chi ci penso io? Un metto lì lo saggio. Se ci permetti io ci faccio testimone in chiesa. Bello! Non basta andare nei confetti. Non siamo in bagno. Va, signori miei, qua non abbiamo più niente da fare. Donna Irina, scusate se vi ho dato qualche dispiacere senza voi. Niente, non ne vedete. Vi auguro tanta felicità. Piccioli, amoni, via, forza! Non vi niente, no. Non può essere. Chi è che non può essere? Sentite, lei. In questo momento io credevo che voi non mi volevate bene. E mi aveva rassegnato. Perché erano voi che volevo accostare. Ma ora io sono sicura che io sono venuto a asciugare come voi si pentò meno. E non voglio ingannare a nulla. Io bacio in terra e ringrazio a Dio che me ne fece donare in tempo. E vi dico a voi, presenza di Dio e presenza di tutti, che con voi, con mamante, magari con voi serva, io ci vengo con tutto il cuore. Ma quello non più, né come moglieri, e manco come regina. Il sacco di giomolo che aveva il tuo fuoco. Sono toppato la bocca per scantare il papà. Come vedete, io tutti i mezzi ci visi. E poi meglio per te che faccio piano. Perché tu per davvero ci Ah, Basalocco, Ida sta scherzando. Non è vero che scherza, Edina. Come se tu fossi libera di te stessa. E per chi non è libera? Perché è roba mia. Signore, per carità. C'è un contratto di che si possono sciogliere solo la morte. Già, e in virtù di questo contratto voi mi potevo pigliare la storia e piacere vostro, e io mai. E a me prima mi potevi dire. Pensaci tu, che ne sogno stufo. E poi, torna in Milla che voglio un'altra volta. Bravo! Ma ora con me da finire! Hai denunzia! Hai denunzia a me, che non la Non c'è bisogno di aspettare a domani. Ora stesso. Che chiama suo caso. Vera Edina, Voi volete? con tutti i sacramenti. Chiesa e commissario, ma fa! Siete generoso con San Michele Arcangelo. Non sogno manco di me, grazie. Buono, buono! Parate! E abbiate ciosciato. Ah, quale? Come ci può stare? È vero, tutto strazzato. Non fare, noi ce ne andiamo in viaggio di nozze. Arrivederci! Si mangiano!
Thank you.